Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Belle per la rimessa, pronti tiratori Pepe, Sousa e Ambrosini. Si va da Pepe, il tiro di Pepe, attenzione, a segno, oh mamma mia, 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 vince Vincenzo, grazie a Simone Pepe, la tripla del numero 40, e poi il gol di gioia, abbracciati di quanti in squadra, un finale pazzesco, Pirla cade nella paraboccata, con l'anticipo di Pepe, allo scadere, e 40 minuti e poi Pepe va a baciare il soletto, la morte, fare un canestro che sicuramente farà fatica a dimenticare, una fatica sportiva. Amici sportivi, buonasera e benvenuti alla 15ª puntata di A Tutto Campo. Avete visto la copertina dedicata alla Fortitudo, alla splendida vittoria di un punto 76-75, giunta praticamente al photo finish con un gran tiro da 3 di Pepe. È stata una domenica positiva anche per il volley agrigentino, grazie alla vittoria della SEAP Aragona. Piangono invece Acragas nel calcio e Acragas Futsal, Palermo in Serie B e Catania in Serie C per questi brutti risultati. Poi domenica ci sarà un derby importante in eccellenza tra Licata e Canicattì e ne parleremo nel corso della trasmissione con tanti collegamenti, ma vi presento subito gli ospiti della puntata e per la prima volta ad A Tutto Campo è un piacere avere Camilla Macedo, la centrale della SEAP Aragona. Sì. Buonasera a tutti. Basilio Borgor, autore di ormai penso 26-27 libri, sei giunto, Basilio, dedicati all'Acragas. Mi fai più anziano, vedi, no, siamo arrivati a 25. A un quarto da 100 praticamente. 25. Esatto, siamo in una buona strada, ma speriamo di mantenerci sempre in forma, perché chiaramente per ora mi sento in forma, io, nonostante il tempo non sia granché, ma comunque insomma. Va bene. Camilla, partiamo subito con te con il volley. È stata una partita, forse la migliore partita della stagione per la SEAP Aragona. Sì. Pure se non ho... la classifica diceva tutt'altro, perché loro sono arrivati qua da noi come terzi in classifica e noi la temevamo sta partita, perché comunque i Giarri hanno vinto quasi tutte le partite
L'abbiamo preparata molto bene, quindi ieri in campo si è visto che sin dall'inizio li abbiamo messe sotto e loro non sono riusciti a giocare, quindi è stato un grande lavoro di squadra anche dell'allenatore, così siamo contenti che abbiamo finito il girone di andata. Purtroppo al secondo posto, perché perdendo solo una partita non era questo il nastro di partenza, non era questa l'idea né dal presidente né le nostre, però purtroppo la pallavolo la palla gira per tutti e ci ritroviamo al secondo posto, però ancora abbiamo tutto il ritorno da giocare, quindi... Benissimo, dobbiamo avere adesso un collegamento perché cambiamo argomento, torneremo a parlare di pallavolo con Camilla Macedo, parliamo di Serie B perché c'è stata una sconfitta in attesa per il Palermo contro la Salernitana, 2-1 in casa, proprio agli sgoccioli alla fine della partita su un contropiede il Palermo ha preso un gol imperdonabile, infatti l'allenatore Stellone era arrabbiatissimo perché su una ripartenza la Salernitana è stata micidiale, ha trafitto l'estremo difensore rosanero per una vittoria che ha sancito di fatto la sconfitta per il Palermo. Dovremmo parlarne con Alessandro Rubino, che è un giornalista di una importante emittente palermitana, l'avremo tra poco. Allora io nel frattempo farei vedere la classifica e i risultati della Serie B, nel frattempo che diciamo, la regia cura il collegamento con Alessandro. Allora, Palermo Salernitana 1-2 come dicevamo, Crotone Cittadella 0-0, Lecce Benevento 1-1, Carpi Foggia 0-2, Perugia Brescia 0-2, Cosenza Ascoli 0-0, Pescara Cremonese 0-0, si sta giocando Spezia Venezia per una classifica che vede il Palermo in vetta nonostante la sconfitta con 37 punti, Brescia 35, Pescara 33, Lecce 31, Verona Benevento 30, Cittadella Salernitana 27, Spezia 26, Perugia 26, Ascoli 25, Cremonese 23, Venezia 21, Cosenza 20, Carpi 17, Foggia 16, Livorno e Padova 15, chiude il Crotone con 14 punti e a questo punto dovremmo avere Alessandro Rubino in collegamento per commentare questa giornata storta per il Palermo. Benvenuto Alessandro. Ciao ragazzi, non so se mi sentite. Ti sento forte e chiaro e ti vedo pure, ti stiamo vedendo. Ah, ecco, ok, alla fine allora, perdonatemi, io sono un po' in giro a sbrigare cose personali, prossimamente vi farò trovare in redazione, in studio. Tranquillo, tranquillo Alessandro. Allora, spiegaci intanto la sconfitta del Palermo, maturata proprio agli sgoccioli dell'incontro, ma com'è stata la partita? Allora, la partita è stata la classica partita delle 2 volte che fa il Palermo, e in questo caso anziché regalare il primo tempo agli avversari ha regalato il secondo, ha fatto un ottimo primo tempo, macchiato purtroppo da una distrazione nel finale che ha portato al pareggio della Salernitana, e questo pareggio poi ha inficiato tutto il resto della partita. Poi, complice l'infortunio del difensore Principe, quindi di Rajkovic, che teneva in piedi tutto il reparto difensivo, la squadra ha perso un po' di colpi, come si suol dire, perché con una difesa di quasi solo ragazzini e giocatori adattati come Zimischi, che alla fine è un mediano, è portato a fare il difensore, e con tanti errori davanti, diciamo che si sono mangiati la partita, come per dirla in parole povere. Ci sono state tante occasioni sprecate, la Salernitana ha preso via coraggio, e poi in quell'ultima azione finale Trajkovskij ha fatto una cosa che non si dovrebbe fare mai, ovvero da quasi ultimo uomo tentare 3 dribbling di fila. I primi 2 ti possono riuscire, al terzo ti fermano, è partito il contropiede e lì è morta la partita. Insomma, la Salernitana ha portato via 3 punti senza meritarlo, perché a meritare era il Palermo. Non lo dico perché da palermitano, ma lo dico assolutamente da osservatore neutrale, perché era una partita che il Palermo avrebbe dovuto chiudere già nel primo tempo. Si potevano fare i classici 2-3 gol per spegnere ogni velleità degli avversari, e in realtà, non chiudendo la partita, lasciandola ampiamente aperta, la Salernitana si è via via accomodata, non dico rubando i 3 punti, ma portando via molto più di quanto avesse meritato per quanto fatto in campo. Insomma, con il pareggio, un salomonico pareggio sarebbe stato già ottimo per tutte e 2 le squadre, considerando 50 minuti buoni del Palermo e qualche contropiede della Salernitana, non di più.
Però tu, Alessandro, parlavi di panchina corta, di giovani in Anche, campo, sì. di esperienti, dunque al Palermo mancano dei giocatori che sembra che non arrivino dal calciomercato. Richardson, gli inglesi, ecco, cosa stanno facendo? Stanno pensando a potenziare questo Palermo o no? Allora, sì, la panchina è un po' corta, non tanto numericamente quanto qualitativamente, perché ci sono tanti ragazzi alle prime armi, alle prime esperienze, penso ai giovani Accardi e Pirrello, utilizzati in difesa, che sono le riserve di Bellusci e Rajkovic. Quando mancano i titolari si sente la differenza di esperienza, allora il Palermo da squadra che è 2 spanne sopra le altre diventa una normalissima squadra di Serie B che può perdere contro chiunque. Rinforzi di mercato in questa sessione io non me ne aspetto, o meglio, personalmente io almeno un difensore di esperienza per colmare le lacune di Bellusci e Rajkovic, che uno per gli infortuni, l'altro per le squalifiche, tante partite le saltano, spero possa arrivare, ma per il resto veramente non ci sono grandi movimenti, non ci sono notizie, anzi si parla di poter dare via qualche altro giocatore che non trova spazio, per esempio Ingegneri, che è arrivato, da quando è arrivato a Palermo non ha mai fatto una presenza né nello scorso campionato né in questo, o lo stesso Lofaso, che reduce da alcuni infortuni, ha qualche problema fisico e non puoi provarlo qui a Palermo cercando la promozione, ma o gli fai fare una buona Serie B o gli fai fare il titolare in Serie C, ma insomma i minuti li deve trovare altrove. Per quanto riguarda gli acquisti veramente vedo poca roba. È chiaro che se vai a vendere determinate pedine, penso a Rispoli che è chiacchieratissima in uscita, dovresti quantomeno portare un sostituto, perché poi oltre a livello qualitativo vai a perdere anche a livello numerico. Ma veramente la proprietà inglese in questo momento sembra intenzionata a non fare mercato, seguendo le indicazioni di Foschi, che il mercato di gennaio l'aveva pianificato con Zamparini, ricordiamolo. Però Alessandro, quello che mi ha stupito venerdì è stato il pubblico, cioè il Renzo Barbera praticamente vuoto col Palermo primo in classifica, ma cosa sta accadendo, cosa sta succedendo a Palermo nella mente dei tifosi rosanero? Scusate se è entrato un po' un rumore nelle mie cuffie, se mi rifate la domanda che non ho sentito. Vai. Io non ho sentito la domanda alla fine, sono arrivato allo stadio. Cosa sta accadendo, dico, ai tifosi, nella mente dei tifosi rosanero, perché il Renzo Barbera era completamente, cioè era praticamente vuoto contro la Salernitana, nonostante il Palermo primo in classifica. Allora, questa non è una novità. A Palermo quest'anno stiamo vedendo veramente poca gente allo stadio, si è spenta la passione, non c'è più seguito per quanto riguarda la squadra. Prima c'erano le motivazioni anti-zampariniane per non andare allo stadio, adesso vengono accampate altre scuse. Adesso si dice che la nuova proprietà ancora non ha portato delle certezze, si pensa che ci sia ancora dietro Maurizio Zamparini e per questo si sta lontani dalla squadra. Io potrei capirlo il sabato alle 15, ma per le partite serali è veramente strano non vedere gente allo stadio, perché in Serie B tra l'altro cominciano alle 21, le partite neanche alle 20:30, quindi anche chi lavora può andare tranquillamente, ha il tempo di arrivare allo stadio. Addirittura con la Salernitana c'erano meno di 7.000 spettatori, inclusi gli abbonati, quindi sono stati venduti veramente pochi biglietti. Alla vigilia si diceva si potrà fare il record, più di 10.000, più di 12.000, il record ovviamente stagionale, perché ricordiamo a Palermo il record vuol dire sold out. E parliamo già di quasi 30.000 persone, un po' meno perché la capienza è stata un attimo ridotta per motivi di sicurezza, ma quelli sono i numeri di quando si fa il pienone. Adesso è una costante, non c'è una generazione nuova di tifosi del Palermo, l'ho scritto quest'oggi in un editoriale per retepalermo.it. Non c'è una nuova generazione e quelli che c'erano sono disamorati. Il pubblico del Palermo a quanto pare è di 5-6.000 spettatori, i tifosi veri, gli abbonati fedelissimi, quelli che vanno per la maglia, sono quelli lì. Alessandro, ultima domanda di un ospite della trasmissione, Basilio Borgo. Prego Basilio. Allora, ascoltami, Alessandro, ascolta. Ragazzi, io vi devo segnalare che non sento nulla. Alessandro, ascolti ora. Adesso sì, sì. Mio fratello sta a Palermo, quindi tifa Palermo, anche se è agrigentino. Comunque mi sembra che questa sconfitta con la Salernitana assomiglia molto alla sconfitta dell'anno scorso col Foggia, proprio mi sembra che fu a fine girata d'andata.
Ti sembra che ci sia una analogia su questo tipo di cose? Che magari c'è il Brescia che sembra l'Empoli dell'anno scorso con un attacco molto forte. Credi che potrebbe succedere qualcosa come l'anno scorso? Sì, un po' di analogie le vedo perché la partita fu serale, il Palermo passò in vantaggio e poi la perse praticamente nel finale, questa volta ha fatto un po' più male dell'altra volta. Io mi auguro che non si vadano a innescare le dinamiche dell'anno scorso, però è chiaro che questa cosa possa essere possibile. Citato il Brescia, effettivamente sembra essere la squadra in grado di poter vincere questo campionato, mentre il Palermo, se dovesse ripetere prestazioni del genere, dovrebbe stare attento anche al secondo posto, perché ci sono poi che arrivano da dietro il Lecce e il Benevento soprattutto, che sono squadre veramente attrezzate con giocatori di categoria, mentre il Palermo, ricordiamolo, ha giocatori anche di categoria superiore, e questo da un lato è un bene e dall'altro è un male, perché poi ci vogliono i classici giocatori di categoria. Ecco, per esempio, i rinforzi per me che dovrebbero arrivare dovrebbero essere appunto ragazzi abituati a fare la Serie B, non importa il nome forte della Serie A. Questa Serie B tra l'altro è un campionato molto strano, storicamente il girone di ritorno è un altro campionato rispetto a quello di andata, e anche per questo il Palermo dovrà stare veramente molto attento. Mi auguro che dalle analogie con l'anno scorso non si passi allo stesso finale dell'anno scorso. Vi assicuro che perdere la finale dei playoff in quel modo lì fa ancora più male che perderla normalmente per demeriti sul campo, perché con tutti quei palloni buttati in campo a Frosinone veramente si è arrivati alla barzelletta. Peraltro in questi giorni stanno arrivando le varie sentenze e controsentenze che stanno dando ragione al Palermo. Comunque noi ti auguriamo, da tifosi dell'Agragaz, quelli di una volta chiaramente, di salire in Serie A, perché il Palermo è sempre il nostro punto di riferimento. Va bene? Grazie. Io auguro ad Agrigento di avere nuovamente una squadra del calcio professionistico prima possibile, anche perché più siciliane ci sono, più il movimento cresce, e questo fa soltanto bene alla nostra regione. Ragazzi, io grazie Alessandro. vi dico, prossimamente in un prossimo collegamento mi faccio trovare i studi in redazione. Grazie Alessandro, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Allora, io mentre la regia prepara il prossimo collegamento, parleremo proprio di Serie C, volevo chiedere proprio a Camilla, tu sei di Belo Horizonte, mi dicevi, e la squadra principale di Belo Horizonte, mi dicevi, è il Cruzeiro. Sì, c'è il Cruzeiro e l'Atletico, tutte e due. L'Atletico Mineiro. Sì, l'Atletico Mineiro, bravo, perché sono rivali, io sono Cruzeiro. Anche l'Atletico Panamense, se non sbaglio. Sì, l'Atletico Paranaense, però è il sud dove c'è Jacques. Però io tifo Cruzeiro, tipo mio fratello tifa Atletico. Dunque scontri in famiglia quando c'è il derby. Sempre. Immagino lo stadio sarà uno spettacolo. Sì, no, lo stadio è sempre pieno e lui ci va ogni volta allo stadio. Tu sei andata qualche volta? Sì, qualche volta sì, però lui ci va ogni partita, lui ha l'abbonamento e ci va il tifoso che ci va allo stadio. Bene, questo per dire, Basilio, che tifosi sempre e ovunque. Ecco. Insomma, come l'Agragaz, che però i risultati non arrivano, però ma guarda, il problema nasce in questi ultimi anni, perché io mi ricordo negli anni 60, 70, l'Esteneto sempre pieno era, minimo 3.000 spettatori a gara c'era, con tutto che il campo era molto più piccolo, c'era la terra battuta, pertanto non è un problema anche di periodi. Purtroppo quelli 20 anni di eccellenza hanno colpito molta gioventù, manco sa che cos'è l'Agragaz. Benissimo, andiamo alla Serie C, alla vecchia Lega Pro, parliamo proprio del Catania, sconfitto nel derby con il Siracusa, direi anche clamorosamente, per come erano le previsioni della vigilia, nessuno si aspettava questo risultato. Abbiamo in collegamento Antonio Torrisi di Eleven Sports, benvenuto Antonio. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. E allora, cosa è successo a Siracusa? Nessuno si aspettava questo crollo, sono anche saltate, mi dicevano, dai centri scommesse centinaia di bollettine, perché tutti davano vincente quantomeno un pareggio del Catania, invece non è arrivata la sorpresa. Sicuramente sorprendente il risultato del De Simone, però ci sono due volti della partita, un volto che vede proprio il Catania aver giocato male, la brutta partita del Catania, e l'altro volto della partita invece recita una gara, quella del Siracusa, sicuramente molto positiva, quindi meriti del Siracusa al pari dei meriti del Catania, non solo dei meriti del Catania. Sicuramente per me è stato un grande piacere da siciliano commentare un derby di Sicilia, c'era una grandissima
atmosfera. È vero che non c'erano i tifosi del Catania, questa, l'ho detto anche ieri, è un po' la sconfitta del nostro calcio, non solo italiano ma anche siciliano, perché poi alla fine siamo tutti figli della stessa terra. Però come partita, insomma, è stata una bella partita, godibile, ci siamo divertiti, quindi questo è stato un po' il canovaccio della gara. Sicuramente il Catania poteva fare di più, sicuramente il Catania, che ambisce il primato e vuole arrivare prima in questo campionato, poteva e doveva fare di più, perché un gol dopo 30 secondi va bene, mister Andrea Sottil ha detto sì, ok, ci ha penalizzato un po', ci ha condizionato un po' nello svolgimento della gara, però dopo 30 secondi poi se tu miri al primato e come squadra sei stata costruita per vincere il campionato, bene o male devi avere una reazione. Invece no, è la quarta volta che il Catania passa in svantaggio ed è la quarta volta che il Catania perde, non ha una reazione in termini di risultati. Sembra mancare carattere. Sembra mancare di carattere, Antonio. Secondo te arriverà qualche altro rinforzo? Si parla di Sarno, che forse ha pretese un po' troppo alte per l'età, perché mi pare che è un po' grandicello pure. Sì, 30 anni Sarno, però ricordiamo è un top player di categoria, quindi certo, alla fine è un giocatore che viene pagato per quel che vale, è uno di quei giocatori che può fare la differenza in questa categoria. È vero che adesso una partita come quella contro il Siracusa può aver cambiato un po' gli scenari di mercato. Questa è la domanda che ci facciamo tutti qui a Catania, perché chiaramente la domanda è: ma manca qualcos'altro oltre a quello che manca già? Manca qualcos'altro oltre al giocatore frizzante lì davanti? Ad esempio in difesa ieri il Catania ha sofferto, e ha sofferto perché ne mancavano 2 dei 4 titolari, perché erano acciaccati, c'era anche un terzo che comunque va a sostituire uno dei titolari, anche lui è acciaccato, ma manca qualcosa in difesa. Allora a centrocampo è tutto ok, lì davanti sì, Curiale, il bomber dello scorso anno, ma Di Piazza, Antonio, Di Piazza ho visto che è subentrato nella ripresa, ha inciso o è stata una partita anonima pur giocando 30 minuti di Matteo? Beh, 3 tocchi palla in 30 minuti, è vero, sono 30 minuti, però 3 tocchi palla in 30 minuti. È chiaro che non poteva essere la sua partita con un allenamento e mezzo sulle gambe, è chiaro che non poteva spaccare il mondo, cambiare il canovaccio della gara, però Di Piazza è stato preso per cambiare le sorti di questo campionato che si è messo in una maniera anomala per il Catania. E Di Piazza sicuramente, come Marotta, che tra l'altro ieri è uscito in barella, è stato portato in ospedale, mancherà per qualche partita per una microfrattura, per uno scontro aereo, auguri naturalmente ad Alessandro Marotta, certo. Però Di Piazza può dare qualcosina in più, ecco. Di Piazza ha giocato da esterno o da prima punta, Antonio? Secondo me, ma secondo tutti, anche ad Agrigento ha giocato da prima punta, sì. A Lecce sì, ha giocato anche da seconda punta o da esterno, però diciamo che è una prima punta. Di Piazza non è proprio un esterno puro, quindi manca comunque la figura dell'esterno, l'ha detto anche Sottile in conferenza stampa prima della gara contro il Siracusa. Giama sì, ok, giocatore eccezionale, giocatore da Serie A, però sta ancora male fisicamente. Barisic sta male. Mannè, sì, il direttore dello Monaco ha detto la frizzantezza ce la dà Khalifa Mannè, ma ieri Mannè non si è visto, quindi sull'esterno manca ancora qualcosa. Di Piazza può fare l'esterno, ma non è un esterno puro. Ecco, c'è un po' di confusione e la partita contro il Siracusa non aiuta nelle analisi lucide. Ho sentito parlare, perlomeno voci di corridoio, parla di un arrivo di Chiricò, una trattativa con Chiricò, o è fantacalcio, fantamercato? No. Chiricò è andato al Monza, c'era una trattativa con Chiricò, c'era una trattativa con Chiricò, sembrava averlo chiuso il Catania, sembrava averlo preso, poi il Monza si è inserito, il Monza di Berlusconi in questo momento sta spendendo i soldoni, in sostanza, quindi prende tutto ciò che può e vuole prendere. Prende il meglio. Come hai visto Tiscione nel Siracusa, anche lui un ex Acragas, Antonio? No, Tiscione non lo conosciamo certo adesso, ma anche all'estero lo conoscono, magari quell'esperienza al Partizan di Belgrado non è andato benissimo, però è un giocatore eccezionale, non ha avuto quello che meritava dalla sua carriera, Bravo, ma Antonio. È un giocatore chiaramente eccezionale. Sì. Io, Antonio, ti ringrazio non solo per questo intervento, ma anche per quella telecronaca che tu facesti con l'Acragas, in quel Catania Acragas 1-1, quel gran gol di Zibert. Ecco, la tua voce ancora risuona nella testa dei tifosi dell'Acragas.
perché hai fatto una telecronaca veramente imparziale, di questo devo fare complimenti, perché secondo me sei una rarità per Eleven Sports, perché molte volte ricordo che ci prendevamo veri e strani dispiaceri con cronisti di altre piazze. Tu sei stato veramente molto professionale e corretto, e abbiamo un bellissimo ricordo delle tue partite raccontate con l'Akragas. Grazie, veramente. Allora, c'è una domanda prima di chiudere, Antonio, di Basilio Borgo, che è un ospite qua, è un tifoso dell'Akragas. Alza il volume, Salve. Basilio, prego. Guarda, tanto buonasera. Io a proposito di quella partita Catania-Akragas, era la prima volta che venivo al Cibali, come si vuol dire. Non ero mai venuto allo stadio di Catania da una vita che sono venuto, mi sono messo in tribuna coperta. Io sono anche juventino, avevo la sensazione che ci fosse Catania-Juventus quella partita. Il pubblico era correttissimo in tribuna, tanto che poi mi hanno riconosciuto che ero agrigentino e mi hanno fatto i complimenti, perché dice che l'Akragas era la migliore squadra che era venuta in quel momento, fino a quel momento al Cibali. Era quell'Akragas di Le Grottaglie, ok. Sì, bene, sì. qua. Ma è chiaro che l'Akragas poi, al di là, ma come il Siracusa, come il Messina, come anche il Palermo nei limiti, c'è una rivalità sportiva con il Catania, ma poi al di là della rivalità sportiva si è tutti figli della stessa terra. Bravissimo. E quindi è chiaro che una volta che siamo nello stesso stadio, vicini di posto, a vedere la stessa partita, magari con sciarpe diverse, ma poi siamo tutti siciliani, quindi questo è anche il bello del nostro calcio, e a volte questa cosa viene sottovalutata e non deve essere sottovalutata. Complimenti allora. Viene dimenticata. Complimenti Antonio per il tuo intervento sempre preciso e puntuale, ti ringrazio e a risentirci, grazie. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie ad Antonio Torisi di Eleven Sports. Subito risultati in classifica della Serie C, perché vedo che il tempo passa sempre più velocemente, abbiamo molte cose da far vedere. Casertana Rieti 2-1, Bisceglie Regina 0-1, Catanzaro Rende 3-0, Matera Leonzo 0-4, Francavilla Cavese 2-0, Monopoli Potenza 1-1, Siracusa Catania 2-1, Trapani Vibonese 2-1, Viterbese Juve Stabia 0-4. Non molla la Juve Stabia, come vedete il Trapani è sempre alle costole della Juve Stabia, che comanda con 49 punti, seguito appunto dal Trapani a 40, ha perso un po' terreno il Catania con 37 punti, adesso è a meno 12 praticamente dal primo posto. Sarà davvero molto difficile, perlomeno se la Juve Stabia continua con questi ritmi. Altra siciliana è la Sicola Leonzio con 23 punti e il Siracusa con 18, che grazie a questa vittoria nel derby più sentito col Catania appunto ha fatto un bel balzo in avanti, evitando proprio la zona play out, proprio a un punto fuori, diciamo, dalla zona play out, perché c'è il Rieti poco sopra. Dunque adesso passiamo alla Serie D con una clamorosa sconfitta. Il Bari è stato sconfitto a Cittanova per 3-2, nessuno si aspettava questa sconfitta del colosso pugliese, eppure è arrivata la prima sconfitta. C'era già stato un sentore forse a San Cataldo domenica scorsa, perché il Bari davvero non meritava la vittoria, quantomeno avrebbe meritato il punto, un punticino la San Cataldese. Vediamo il servizio, poi rientriamo in studio. Sugli spalti cittanovese Bari ha il profumo di festa, in campo è tutta un'altra storia. Cornacchini, costretto dall'assenza per squalifica di Piovanello, cambia modulo e fa affidamento sul centrocampo a 3, composto da Langella, Bolzoni e Amlili. Sin da subito si vede di che pasta è fatta la squadra di casa. Già al secondo, Napolitano penetra in area dalla sinistra e prova il tiro. Marfella si fa trovare pronto. Ma il Bari non si fa intimidire e al 13° trova il gol del vantaggio con l'Angella, al termine di un'azione caotica in area di rigore con i padroni di casa che protestano per un presunto fallo su Cataldi. Con il Bari in vantaggio i giallorossi non perdono la concentrazione e alla prima occasione utile ci provano. Al 34° conclusione dei 35 metri di Alfano, Marfella non si fa trovare impreparato. Al 37° il Bari spreca l'occasione del raddoppio, Floriano a tu per tu con Cassalia, ma il tiro di testa è debole. Al 38° a rispondere in maniera convinta è la cittanovese, Napolitano tenta il tiro a giro, Caccioli devia in corner.
Come se fosse un botta e risposta, è il Bari ad attaccare con un'azione splendida in contropiede con Neglia che lancia lungo per Floriano. Il numero 7 non riesce ancora una volta a segnare. 10 minuti più tardi la cittanovese trova il gol del pareggio. Napolitano, dopo aver attraversato tutto il campo, la serve ad Abajan che di testa non sbaglia. Finisce 1-1 il primo tempo tra cittanovese e Bari. Si riparte con un lancio di Crucitti in aria, il portiere biancorosso riesce ad evitare il peggio. Al 57esimo il Bari ha l'occasione di riportarsi in vantaggio. Grande giocata di Floriano che trova lo spazio per crossarla all'Angella. Il numero 33 sbaglia lo stop. 10 minuti più tardi succede irreparabile. Calcio di punizione per la cittanovese, a battere Crucitti che non sbaglia ed è 2-1 per i calabresi che, presi dall'entusiasmo e dalla voglia di vincere contro l'imbattuto Bari, oggi davvero poco brillante, trovano il 3-1 subito dopo con la rete di Cataldi. Napolitano supera Aloisi e calcia, Marfella si oppone ma sulla ribattuta ne approfitta Cataldi che fa esplodere i suoi tifosi di gioia. Il Bari non riesce a reagire e non serve a nulla neanche far entrare Brienze al posto di Neglia. Solo all'86esimo Nannini riapre la partita, ma ormai è troppo tardi per i biancorossi che per la prima volta dall'inizio del campionato sono costretti a tornare a casa a mani vuote. E mentre la squadra di mister Cornacchini va a testa bassa ad ascoltare i 600 tifosi presenti al Monreale Proto, la cittanovese festeggia una vittoria storica. Gli episodi ci hanno condizionato, però ci vuole assolutamente tranquillità in questi momenti qua dove perdi una partita che è normale che possa succedere. Devi riuscire a reagire a una situazione che è normale, che qui probabilmente pesa un pochettino di più, però i ragazzi devono essere bravi, devono stare sereni perché insomma, voglio dire, fino adesso hanno fatto assolutamente bene, che ci stia una sconfitta non è un problema. Insomma. Una squadra come la nostra il primo gol non lo deve mai prendere, manca un minuto alla fine e soprattutto non dobbiamo mai prendere il terzo gol perché manca 20 minuti alla fine e sul 2-1 la potevamo rimettere insomma, in sesto la partita tranquillamente. Può fare la pizzeria. Eccoci tornati in studio, Città di Messina Nocerina, alto servizio per chiudere la Serie D. Pronti via e i primi ad essere pericolosi sono i padroni di casa del Città di Messina che al primo minuto con Santoro si trovano a tu per tu con Feola, il quale in uscita riesce a mettere in calcio d'angolo. Al 13esimo su azione d'angolo i padroni di casa sono pericolosi con Grasso, il quale di testa manda di poco la palla alta sulla traversa. Al 14esimo doppio miracolo di Feola su Galesio, la prima volta si fa trovare prontissimo e ancor di più sull'area spinta. Al 23esimo ancora Città di Messina pericolosissimo, Quintoni direttamente su calcio di punizione trova pronta la risposta di Feola che è bravo a deviare in calcio d'angolo. Scatenato Quintoni che al 24esimo prova un tiro al volo ma colpisce la clamorosa traversa. Alla mezz'ora arriva il gol che non ti aspetti. Volo respinge in avanti per Simonetti che appoggia a Festa, il quale insacca alle spalle di Paterniti. 0-1 per la Nocerina. Riguardiamo l'azione che ha portato al gol del momentaneo vantaggio dei Molossi. Al 33esimo il Città di Messina prova a reagire con Princi che si accentra e scaglia un tiro che però termina al lato della porta difesa da Feola. Al 38esimo il Città di Messina potrebbe pareggiare i conti. Damian Salto commette un fallo di gamba tesa su Nicosia in area di rigore. Per l'arbitro è penalty. Al dischetto si presenta Bombara, il quale però si fa ipnotizzare da un prodigioso Feola che para il calcio di rigore. Finora migliore in campo dei suoi. Al 39esimo i Molossi in contropiede sfiorano il raddoppio con Simonetti che dai 20 metri prova a piazzarla. La palla però è di poco alta. Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. La Nocerina è in vantaggio 0-1 soprattutto grazie al suo portiere Feola. Nei secondi 45 minuti, subito ripartiti, il Città di Messina prova a pareggiare la gara. Su cross di Crucitti, Santoro di testa la manda di poco alta. Al 48esimo la Nocerina resta in 10. Vatiero, nel tentativo di prendere la palla, colpisce l'avversario Nicosia, che, dolorante, deve abbandonare il campo. Passano 3 minuti e la parità di uomini in campo viene ristabilita. Infatti Calcagno viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Luca Pecora. Al 56esimo, su un cross da 3 quarti, Galesio la spizza di testa e colpisce l'incrocio dei pali, con la palla che poi termina sul fondo.
Al 61esimo sponda di petto di Galesio per Santoro, il quale calcia di prima intenzione. Feola si distende e blocca la palla a terra senza problemi. All'81esimo punizione per la Nocerina, Ruggiero calcia direttamente in porta, Paterniti si fa trovare però pronto. All'83esimo viene allontanato dalla panchina il direttore tecnico molosso Roberto Chiancone per proteste. All'85esimo pericolosissimo il Città di Messina, Ferraudi direttamente da corner costringe Feola a rimetterla al lato di pugno. All'89esimo Luca Orlando per la Nocerina prova la sortita offensiva dribblando il suo marcatore e cercando di piazzarla, ma scivola e ne esce fuori un tiro debole e facilmente parato da Paterniti. Nel quarto dei 5 minuti assegnati dall'arbitro per il recupero finale, il Città di Messina ci prova da calcio di punizione, pallone in mezzo per la testa di Fragapane, che colpisce ma Feola blocca senza problemi. Bene, ben tornati a studio, vediamo subito i risultati e classifica della Serie D con la sorprendente sconfitta del Bari, il Gia Virtus Palmese 0-2, Acireale Rotonda 2-0, Castrovillari Troina 2-1, Città di Messina Nocerina 0-1, Cittanovese Bari 3-2, Gela Portici 1-2, Locri Roccella 1-0, Marsala Messina 1-1, Turris San Cataldese 2-0 per una classifica che vede il Bari a 49 punti, però a questo punto potremmo dire anche tallonato dalla Turris che ha 40 e considerate che ha 2 punti di penalità la Turris, 32 punti per il Marsala, Castrovillari Cittanovese 31, altre siciliane, il Gela 28, Cireale 27, Troina 26, Città di Messina e San Cataldese 22, Messina 21 e Gia Virtus 14. Basilio, credi in questa Turris o il Bari secondo te un mezzo passo falso? Ci sta che in un campionato al vertice c'è qualche... ma non credo che il Bari abbia problemi, insomma. È fuori campionato. Cioè, capita, certo è strano vedere praticamente il Bari battuto dalla, come si chiama? Cittanovese. Ma che io non me lo ricordo mai come squadra calabrese, cioè, forse è stato... No, Pugliese, una squadra pugliese. Ah, Pugliese sì. È? Ma comunque non me la ricordo mai. È come quando noi... L'Agregas di ora ha perso domenica scorsa in quella maniera netta contro non ne parliamo, non infieriamo. Contro l'oratorio, infatti resterà nella storia. Non infierire, no. Perché adesso abbiamo in collegamento, domenica prossima ci sarà un derby importantissimo in eccellenza, Licata Canicattì, Licata 43 punti, Canicattì 42 se non ricordo male in classifica, dunque sarà un derby molto importante, pardon, Licata è a +3 forse dal Canicattì, adesso poi vedremo la classifica. Abbiamo in collegamento Enzo Monreale, dirigente del Canicattì, e dovremmo avere anche Danilo Scimonelli, presidente del Licata in contemporanea. Benvenuto Enzo intanto, mi senti? Enzo Monreale, ci sei? Enzo Monreale non c'è, ci sarà Danilo Scimonelli, presidente del Licata. Pronto? Ecco, ancora sono come si dice, stanno predisponendo il collegamento dalla regia. Basilio, Licata a +3 sul Canicattì in classifica e domenica c'è Licata Canicattì. Certamente, Licata ha i favori del pronostico, anche se io praticamente personalmente tifo per il Canicattì, giusto? Anche perché so i bei ricordi di quando l'Agregas andava a Canicattì e magari non dico che vinceva, ma facciamo delle belle partite anche all'insegna dello sport, guarda, veramente. Però tu hai la sciarpa dell'Agregas, ovviamente, non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo in collegamento il presidente del Licata, Danilo Scimonelli. Benvenuto Presidente. Buonasera a tutti, buonasera ai vostri ascoltatori. Ecco, dovremmo avere anche, vediamo se la regia lo sta predisponendo, Enzo Monreale, dirigente del Canicattì. Enzo, mi senti? Pronto? Ecco, no, ancora stanno predisponendo il collegamento con Enzo Monreale. Allora faccio subito una domanda al Presidente Scimonelli. Presidente, che partita si aspetta come cornice di pubblico domenica alle 8 contro il Canicattì? Partita dell'anno, potremmo dire. Del campionato che stanno affrontando le due squadre. Noi come sempre ci appelliamo al nostro pubblico che ci segue in massa da quando abbiamo cominciato questa avventura. Sicuramente ci sarà una cornice di pubblico importante come
come in tutte quelle partite che contano. Peccato a oggi di non aver avuto comunicazione per quanto concerne la trasferta dei tifosi del Canicattì. Sì. Sicuramente sarà una bella partita e gli spettatori godranno di un gran bel spettacolo. È stata negata la trasferta ai tifosi del Canicattì, non è stata predisposta una diretta streaming, no Presidente? Vabbè, Licata per chi è residente fuori Licata ha un accordo con una società editoriale che fa le dirette streaming. Però queste sono partite che si guardano allo stadio, guardarla Presidente, da quanto tempo è Presidente dell'Icata e come e perché si è avvicinato a questa realtà agrigentina? Lei è di Palermo, se non sbaglio. Sì, io sono di Palermo. Questo è il mio secondo anno di presidenza. Mi sono avvicinato, io fino a 3 anni fa ignoravo, questo ne faccio ammenda, proprio che l'Icata avesse una squadra di calcio, quantomeno le sorti di questa squadra. Alcuni amici, avendo anche delle attività io a Licata, mi hanno chiesto di poter dare una mano sotto forma di sponsorizzazione. L'ho fatto, mi sono avvicinato, gli ex dirigenti mi hanno chiesto di dargli una mano e poi piano piano sono diventato il presidente, di questo ne vado particolarmente orgoglioso. Tra l'altro sono il presidente più giovane della storia del Licata Calcio. Quanti anni ha Presidente? Perché vediamo una foto. 35, sono bruttino in foto ma ne ho 35. Effettivamente qualcuno in più lo dimostrava. Ha ragione. Allora Presidente, cosa si aspetta ovviamente dalla sua squadra domenica contro il Canicattì? Mi aspetto intanto, come sempre, il massimo impegno e di onorare questa maglia che è una delle più prestigiose del calcio siciliano. Ma sono certo che i ragazzi, perché abbiamo una squadra di ottimi calciatori, forse i migliori per questa categoria, ma anche di gran bravi ragazzi e di grandi uomini. Bene Presidente, abbiamo in collegamento anche Enzo Monreale, vediamo se stavolta ce l'abbiamo il dirigente del Canicattì. Enzo, mi senti? Sì, ti sento, buonasera a tutti. Eccolo qua, dunque abbiamo i due dirigenti in collegamento. Ho saputo che oggi vi siete sentiti per preparare al meglio, ecco, questo derby all'insegna della lealtà e della sportività. Cosa si aspetta invece il Canicattì? L'ambiente di Licata sarà sicuramente caldissimo. Ma noi lo sappiamo che sembra un ambiente caldo, è che è troppo caldo, lo dobbiamo raffreddare un po'. A parte gli scherzi, ne siamo ben felici di disputare quel po' di partite, perché comunque il confronto con due grandi squadre, due grandi città ci qua, quindi è ben fornice di pubblico. Speriamo che veramente si allarghi anche ai canicattinesi, visto che vogliamo tutti, col Presidente ci siamo sentiti, insomma, in modo che finalmente si levi questa diatriba inutile, dico io, futile, che penalizza tantissimo tante famiglie, tanti sforzi societari e soprattutto due città. Dunque partita importante, ricordiamo orario e giorno dell'incontro? Purtroppo sento male. Orario e giorno dell'incontro, lo ricordiamo, domenica alle ore? Purtroppo alle ore 15, sento male però, non si sente tanto bene. Sì. Domenica alle 14:30 comunque. Ah, ecco, la corregge il Presidente dell'Icata, Enzo, è alle 14:30 la partita. Alle 14:30, sì, chiedo scusa, sì, alle 14:30, sì. Noi, ripeto, io ne approfitto, insomma, visto la presenza del Presidente dell'Icata, così per fare qualcosa, insomma, per cercare di riavvicinare queste due tifoserie e queste due grandi città, perché viene a penalizzarsi davvero tanto e da un punto di vista sociale e da un punto di vista economico. Quindi mi auguro al più presto di risolvere queste diatribe inutili, ripeto, e che siano veramente di auspicio e che vinca lo sport e non l'imbecillità di qualcuno. Certo, Monreale, che vinca lo sport, però questa partita la volete vincere tutte e due ovviamente, per cui io vi chiedo che partita
ci aspettiamo dal Canicattì contro il Licata? Andrete là coperti o andrete per vincerla questa partita? Perché siete a meno 3 punti. Sicuramente, noi andiamo lì per cercarla di farla nostra, ma come tutte le partite, non solo quella con il Licata. Questa a maggior ragione perché oltre ad essere un derby ci distacca di 3 punti dalla capolista, cercheremo in tutti i modi di agganciarla e arrivare, diciamo, in ex equo, diciamo, a capo del girone e poi vedere, insomma, che succede. È chiaro che ce la metteremo tutta, sappiamo di fronte che abbiamo una corazzata di un'altra categoria e faremo del nostro meglio, diciamo, per portare a casa il risultato, ecco. Presidente Scimonelli, velleità di vittoria del Canicattì, che mi dice? Non potrebbe essere altro. Il Canicattì alla par nostro è la squadra forse più attrezzata insieme al Sant'Agata per vincere il campionato. Quando hai queste tipologie di squadre vai dappertutto per cercare di vincere. Noi sappiamo che incontreremo una grandissima squadra, sappiamo che la partita di domenica vale 6 punti ma non 3, perché 3 li prendiamo, eventualmente 3 li togliamo una diretta concorrente. Certo. Sicuramente sarà una bellissima partita e ce la metteremo tutta per dare un dispiacere all'amico Monreale. Va bene, buona partita. Allora. Lei lo accetto volentieri, però dico, speriamo intanto di fare che sia veramente una giornata di sport, prima di tutto, al di là del risultato che sicuramente è importante, che vinca veramente il calcio. Noi dobbiamo avvicinare la gente sempre più a questo sport perché è davvero entusiasmante. Noi nel nostro piccolo riempiamo sempre lo stadio, anche se siamo in affitto in questo momento, però siamo veramente felici di vedere tante famiglie venire allo stadio e di girare la propria squadra, e questa credo sia la cosa più bella, al di là dell'aspetto sportivo che... Certo, Monreale, io quello che volevo chiederle è perché una squadra come Canicattì, un paese importante come Canicattì, deve andare a giocare in un paese vicino, perché il proprio stadio non è in grado di ospitare partite di eccellenza, perché non c'è il manterboso, perché ci sono tanti problemi. Io dico, queste amministrazioni negli anni, non mi riferisco a quest'ultima, anche alle precedenti, non si sono mai interessate a questo stadio, oppure ci sono dei lavori in corso, si prospetta un miglioramento di questo impianto? No, ahimè non c'è nessun progetto, cioè, voglio dire, fattivo. Noi ci siamo messi a disposizione come società per cercare di farlo anche noi, cioè, è chiaro che farlo è una cosa, realizzarlo è un'altra da un punto di vista burocratico. Stiamo dialogando con l'amministrazione, però al momento è veramente deludente l'impegno amministrativo ed è veramente, ripeto, una vergogna andare a giocare in un paese vicino, molto più piccolo del nostro, sembra quasi il nostro quartiere, ed è ancora veramente penalizzante anche da un punto di vista proprio emotivo, perché di fatto tantissimi non possono neanche spostarsi, però la dimostrazione ancora che tu vai in un'altra città e la riempi con tante persone significa che la città segue il calcio, lo segue bene, e noi siamo, come dire, purtroppo subiamo questa ingiustizia, perché di ingiustizia si tratta, ma non possiamo da parte nostra fare più di tanto. E ad Agrigento ne sappiamo qualcosa, perché il terzo anno di Lega Pro la scorsa stagione l'abbiamo giocato tutto a Siracusa proprio per questo tipo di problemi. Io ringrazio Enzo Monreale, dirigente del Canicattì, e Danilo Scimonelli, presidente del Licata. Buona partita. Grazie a voi, alla prossima. E in bocca al lupo a tutti e due, grazie. Grazie a voi, a presto. Allora, subito risultati e classifica del campionato di eccellenza, un po' calmi, diciamo, oserei dire democristiani, i due presidenti. È importante questo, anche perché io queste cose, sul fatto che non ci sia questo connubio, io mi ricordo andavo al Licata tranquillamente negli anni 80, quando c'era la squadrone, e il Licata era una buona squadra, quindi cioè, queste cose non le capisco, non la concepisco. A me piace andare fuori casa per conoscere le persone che abitano in quello stadio, che ci sono questo... Ho provato a punzeccarle e non ci sono riuscito, no. Tutti e due sono rimasti sulle sue. Vediamo subito risultati e classifica del campionato di eccellenza, proprio Cus Palermo Parmo Val 0-3, Marsala Dattilo 1-1, Partini Codace Licata 0-6, Castelbuono Mazzara 1-2, Canicattì Sant'Agata 1-1, Castellammare Geraci 0-1, Cacca Mussomeli 3-1, Profavara Alcamo 2-1. Per una classifica
che vede Licata a 46 punti e Canicattì, come vedi, a 43. Se Licata vince domenica è in fuga, praticamente va a più 6, per cui anche se il campionato ancora è lungo. Poi Sant'Agata 38, Dattilo 33, l'Alta Agrigentina, il Pro Favara, come vedi, si è sollevato alla zona play-out e sta volando, diciamo, verso una salvezza più tranquilla. Poi in ultimo chiude il Castelbuono a 2 punti. Spot e poi rientriamo in studio. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Eccoci tornati in studio, grandissima la vittoria col Giarre, parlavamo all'inizio con Camilla Macedo. Si riprenderà il 2 febbraio alle 15:30 contro la Nemesis Stabia, dico bene Camilla? Sì, giochiamo in casa, è la prima del girone di andata e si ricomincia il giro di boa, quindi ora le squadre ci conosciamo tutte, quindi dobbiamo ora fare il nostro, fare ormai i punti persi che lasciati per strada sono stati quelli e quelli devono rimanere, perché se vogliamo veramente arrivare prime, e così ancora ce la possiamo fare secondo me, dobbiamo giocare ogni gara come se fosse una finale di mondiale, quello che vogliamo, ciascuno mette in testa quello che vuole, però dobbiamo giocare sempre tutte allo stesso livello, perché contro di noi tutte giocano agguerrite, non lo so, perché giustamente l'Aragona sin dall'inizio ha messo su una signora squadra, quindi con noi si divertono. No? Complimenti sono arrivati anche dall'allenatore del Giarre, lo abbiamo incontrato subito dopo la partita, vediamo cosa ha detto, e anche il nostro allenatore Collavini con Martina Baruffi. Lo sapevamo già, la SEAP ha delle individualità in tutti i ruoli, dal palleggio all'opposto, agli attaccanti, hanno una buona linea di ricezione, insomma sono completi in questo lo sapevamo già. La difficoltà che abbiamo avuto nel primo set è stato quello di non avere un pizzico di continuità nella parte finale del set, dove abbiamo subito un break che è stato importante, e poi su quello devo dire che loro hanno avuto autostima e migliorato la loro autostima, e quindi come dire, è difficile poi rompere questo circuito di autostima degli avversari, laddove sappiamo che loro hanno delle individualità importanti. Credo che sia Aragona che Santa Teresa abbiano delle individualità importanti, se la potrebbero giocare ad armi pari. La partita di andata è stata una partita a sé, credo, nel senso che intendo la vostra. Credo che con l'inserimento del nuovo allenatore tante cose sono migliorate per quanto riguarda soprattutto la continuità di gioco, sono state veramente continue in tutte le situazioni, hanno subito un paio di break, quindi erano sotto di 2-3 punti, ma hanno mantenuto un livello di gioco adeguato tale che poi lo hanno ripreso e poi ci hanno superato. Credo che il ritorno sarà diverso con Santa Teresa. Allora, intanto i cambi sono sempre giusti e sempre perfetti quando poi si vince, no? Quindi magari lo stesso cambio,
Diciamo che sono stato particolarmente fortunato io, no, a scegliere quei cambi e brave le ragazze che sono entrate, no, a interpretare bene. E questa è un po' la forza di questa squadra, nel senso che ho la fortuna di avere non un sestetto buono che gioca, ma tante giocatrici che possono entrare e anche cambiare la partita in meglio. La mia partita fuori io sono un po' così, nel senso che non riesco a stare troppo in silenzio e devo partecipare. In più è la seconda partita che faccio con la squadra, quindi non le conosco e me le tengo vicine, no? Più che posso. Sì, c'è qualche problemino fisico e quindi la soluzione è questa. Io ovviamente ho provato a dare il massimo, come do sempre anche in situazioni ottimali, è normale. Ovviamente mi aiuta tanto il fatto di avere un altro palleggiatore come Sara che è sempre pronto, nel caso io non ci fossi, lei è sempre pronta e fa sempre il suo, quindi questo ti fa vivere le cose un po' più a cuor leggero, no? E niente, io grazie per i complimenti. Quali differenze hai trovato, Camilla, avete trovato con il nuovo allenatore rispetto a Francesco Leseo? Lo sapevo, questa domanda. No, allora, secondo il mio punto di vista, ciascun allenatore ha il suo metodo di allenare, il suo carattere e come imporre alla squadra. Sicuramente con l'arrivo di Colavini lui subito ci ha fatto vedere come vuole giocare, il suo carattere e come quando si cambia un allenatore ci deve essere una scossa nell'ambiente, così c'è stato. Da noi sin da subito, da settimana scorsa, quando siamo andati a giocare fuori casa, abbiamo subito dimostrato voglia di riscatto, l'allenatore ci ha detto, ci ha parlato e abbiamo studiato come ha voluto lui e anche questa partita si è visto. Lui magari è un po' diverso da Francesco, però non togliamo che Francesco anche sia bravo, quindi ha fatto un buon lavoro anche lui. Francesco se siamo Leseo. qua, se siamo prime, seconde, quello. Il tuo 1,92 m è stato sfruttato alla grande col Giarre perché hai murato pure. Sì, qualcosina, ancora non sono tanto contenta delle mie prestazioni, però l'importante è vincere, è importante avere i punti alla fine della gara, perché ormai i punti non possiamo più regalare e lasciare da nessuna parte. I punti devono essere nostri, a Dragoni i punti rimangono qua e fuori casa andiamo a prendere quello che è nostro. Come ti sei trovata con Jacqueline Nascimento? Siete tutte e due brasiliane? Sì, no, con Jacques è uno spettacolo. Poi sorride sempre come me, vabbè, noi siamo così, eppure ci sono 2 gradi fuori, pinguini che camminano, noi gridiamo, le ragazze là magari, siamo sempre così, con Jacques. Siete a 1000 km di distanza, mi in Brasile sì, perché io sono centro-sud, lei è proprio a sud del Brasile, che fra di noi c'è proprio 2-3 ore di volo, o se no 1000 km in macchina, il pullman. Però parlate in portoghese. Sì, certo. Il libro di Basile, abbiamo 2 libri da presentare. Allora, il primo libro sarebbe questo di qua, è un libro, diciamo, che parla del campionato di Serie A del Bologna, quando il Bologna vinse lo scudetto del 63-64, che batté il Bologna di Bernardini, batté l'Inter nella finale dell'Olimpico. Bene, quando si batte l'Inter è sempre una buona cosa. Vabbè, ma l'Inter aveva uno squadrone, andiamo a te, l'Inter già aveva vinto lo scudetto l'anno prima, aveva preso anche quest'anno vinse la Coppa dei Campioni, la prima a Vienna, però poi è arrivato nella finale, diciamo, perse meritatamente perché il Bologna era una grande squadra, diciamo. Comunque contemporaneamente si parla anche dell'Agas di quell'anno, che sarebbe l'anno che veniva dopo il campionato che noi abbiamo fatto la Serie B, 62-63, questo è stato il 64, quando l'Agas, pur avendo la stessa squadra l'anno prima, con qualche modifica, tipo non c'era più Costariol che era una punta di forza, ma c'era Giancarlo Tassi, che era un giocatore molto fine, molto esperto. Noi purtroppo abbiamo fatto un campionato mediocre e all'ultimo siamo salvati nella gara con l'Esseneto contro la Casertana, battendolo 1-0 con gol di Spoletini.
Dove lo possiamo trovare, Basilio? No, il libro personalmente, comunque noi... via Facebook ti possono... Sì, certamente, basta che mi contattano, non ci sono problemi. E allora, poi... L'altro lo presentiamo dopo perché abbiamo un collegamento. Sì, no, comunque questo di qua verrà presentato venerdì 25 alle ore 17 alla Biblioteca Comunale e lo presenta il primo cittadino, Lino Filetto. Perché? Perché praticamente, perché tu sai che io quando faccio i libri non è che mi limito soltanto al calcio, ho voluto dedicare questo libro alla città di Porto Empedocle. E infatti ci sono delle foto di Porto Empedocle antica, del famoso bar Castiglione dove io andavo a mangiare un gelato da favola, e poi praticamente sono delle foto, poi è anche dedicato per forza di cose al grande maestro Andrea Camilleri. E ci sono tutte queste cose che ecco. Qua gli editori sono di Porto Empedocle, per cui ne saranno ben felici. Esatto. Io avevo dimenticato, prima di passarti la parola, di far vedere i risultati e classifica della serie B2 di volley, con l'Aragona appunto che ha battuto Giarre 3-0 e la Santa Teresa de Riva ha battuto il Sifi Condor 3-0, ha riposato il Castelvetrano, ecco, vede anche gli altri risultati. Vediamo subito la classifica con Santa Teresa di Riva con 36 punti, Aragona a 32, praticamente a meno 4, Camilla, come dicevi, quel punticino perso con la Sifi Condor, che a nostra differenza è stata sconfitta 3-0 dalla Santa Teresa. Sì, infatti è stata proprio un'altra partita, perché poi sabato ci speravamo che la Condor facesse la stessa partita. Anche se il primo set è finito 27-25. Bravo, infatti, magari se, diciamo sempre il se avessero vinto quel set, sì, però la pallavolo è rotonda anche per noi, così come nel calcio per la pallavolo. È un punticino in più lì che non ci dovrebbe essere, però ora... C'è un girone di ritorno. Bravo, cioè fra 2 o 3 settimane abbiamo qua lo scontro diretto con loro, con Santa Teresa, poi è tutto... Stiamo gufando dalla prima puntata praticamente, non sappiamo più come dire. Adesso abbiamo in collegamento regia, vediamo se mi dicono chi, non ho capito. Ecco, Pino Rigoli, perché Pino Rigoli? Perché il secondo libro di Basilio Borgo è proprio dedicato al maestro, così è soprannominato da Agrigento Pino Rigoli, il ritorno del gigante sulla eccezionale salvezza conquistata da Pino Rigoli con l'Acragas nella stagione 2015-2016. Benvenuto a Tutto Campo, Pino Rigoli. Buonasera a te, ai tuoi telespettatori. E un saluto agli ospiti dello studio. Grazie per la chiamata. Benvenuto. Allora Basilio, tu dovevi far vedere qualcosa riguardo Pino Rigoli. Allora intanto ho voluto omaggiare a Pino Rigoli. D'altronde il libro è dedicato anche a Dario Scozzari. Sono loro due che sono stati gli artefici di questa magica salvezza, perché parliamoci chiaro, a fine giornata andata noi sembra che eravamo terzultimi e avevamo perso tutte le partite all'Estaneto, mai successo nella storia, 7 gare consecutive all'Estaneto, e io praticamente che era dall'entusiasmo iniziale che sembrava che potessimo fare un buon campionato. D'altronde abbiamo fatto gli acquisti anche di gente di Serie A, praticamente. Poi ci sono state tutte queste cose e sinceramente io ero convinto. Un miracolo insomma di Pino Rigoli. Pino, brevemente riassumici quella salvezza straordinaria che è raccontata in questo libro. Ma come te la posso riassumere così in due parole? Guarda, è stata sicuramente una chiamata che mi ha fatto molto piacere, che mi hanno fatto allora c'era Alessi, Peppino Tirri, Dario Scozzari e Totò Catania, che mi hanno incontrato. Ci siamo incontrati a casa di Totò Catania a Palma, e lì è partita quella nuova avventura per quanto riguarda quella salvezza che magari a tutti poteva sembrare insperata. Devo dire che grazie alla disponibilità dei giocatori e naturalmente di tutto lo staff dirigenziale è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti. Devo dire che poi gli attori principali sono stati i calciatori che hanno dato, e devo dire anche la società che ha cercato di
mantenere gli impegni assunti in precedenza. Quindi Quell'anno non era facile ripartire, devo dire che secondo me poi è scoccata quella scintilla tra la piazza, la tifoseria, i media, dove l'ambiente è diventato positivo, e da lì si è ripartiti. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto 6 vittorie di fila, poi abbiamo perso a Castellammare dove non meritavamo di perdere, vincevamo 1-0 e l'arbitro non ci ha concesso un rigore su di grazia. Poi abbiamo vinto altre 2 partite, abbiamo vinto 2 partite in casa con il Catania, e mi sembra l'altra partita che abbiamo vinto è stata Lupa con ora in questo momento non mi ricordo. Lupa Roma dice Basilio. Lupa Pino, comunque tu sei stato quell'anno, e poi diciamo lì abbiamo cercato di raccimolare quei punti che ci potessero dare la matematica salvezza per poter poi festeggiare. che è arrivata all'ultimo, tu allenatore dell'anno 2015-2016, poi il grande balzo nella panchina del Catania. Tu sarai presente, Pino, alla presentazione del libro il prossimo 9 febbraio, dico bene? Sì, mi ha invitato. Io ringrazio Basilio per quello che fa, lui che l'ha fatto da sempre, dico, è una persona veramente straordinaria che riesce a avere questa, come dire, questa energia a fare tutto quello che ha fatto e che continua a fare. Quindi un plauso a Basilio, che poi i libri rimangono nella storia e sono, come dire, testimoni di quello che è successo nelle generazioni passate. Naturalmente questo per le generazioni nuove. Bravo. Infatti Pino, in questa fotografia ho messo sotto la tua foto, sorridente ed esultando, la parola, la frase "Veni, vidi, vici". Va bene. Ottimo. Poi lo vedrai, Pino, quando sarà. I meriti non sono stati solo miei, ma sono stati un po' di tutti, dai direttori, Dario l'hai nominato tu, Toto Catania, Pirri che ci ha dato piena disponibilità, la stessa società, quindi è stato fatto veramente un grande lavoro, la squadra ha dato grande disponibilità al tecnico e da lì si è ripartito, quindi i meriti penso che vanno divisi un po'. Va bene, appuntamento con Pino Rigolo e Basilio Borgo il prossimo 9 febbraio, dove, Basilio? Direttamente nella tua sede, diciamo, la sede dell'Essaneto. Al Tempio. Al Tempio. La nostra casa, al Tempio. Ok. Grazie spero che ci sia anche Dario Scozzari, che ci siamo sentiti, siamo stati insieme l'altro ieri. Quindi, okay. Ci sarà anche Dario sicuramente. Va bene. Un saluto a tutti. Grazie Pino. Veramente ho invitato anche il giornalista Gaetano Sconzo, che probabilmente ci ha detto la sua disponibilità, e anche un ritorno di Alvaro Biagini, però lui mi ha detto col punto negativo che ancora non lo sa con precisione. Comunque se vengono queste persone abbiamo una firma d'autore, quella di Sconzo. Subito classifica i risultati della promozione. L'Acragas, torniamo nella triste realtà, lo possiamo dire, Basilio, no? L'Acragas in promozione, però si deve pur ripartire, c'è una società che si sta impegnando quotidianamente contro tutto e tutti per cercare di riportare l'Acragas ai fasti di un tempo, quantomeno in categorie più dignitose. Un paio di passi falsi nelle ultime partite, domenica mezzo passo falso, ieri potrei dire una cosa, guarda, ascoltami, io sinceramente avevo visto l'Acragas prima di Natale con l'incontro col Gattopardo, non lo vedevo da un paio di domeniche e mi era sembrata una squadra compatta con il nuovo Annestri, questo Settecasi che mi ricordava un giocatore di Serie D, che mi ricordo, un giocatore tutto campo, che giocava quindi ero convinto che l'Acragas continuava a fare risultati. E invece poi c'è stato questo fatto, questa sconfitta inaspettata, magari cioè che io non me l'aspettavo, che anche se quella squadra è seconda in classifica, però ieri forse avremmo meritato qualcosa. Ce lo dice ce lo racconta Arturo Cantella nel servizio con le interviste della partita di ieri, Acragas Balestrate. Vediamo. Si è concluso con un pareggio 0-0 la partita tra l'Olimpica Acragas e il Balestrate, un incontro che ha visto la squadra di Falsone più volte sotto la porta, a un passo dal gol, che però non è venuto.
Un pareggio che sta stretto alla squadra di casa e che allontana l'Olimpica Akragas dalla zona dei play-off. A nulla è valsa la costanza nell'attacco di Bellavia e di Settecase. Il portiere del Balestrate Rizzo è riuscito a neutralizzare diversi tentativi dei compagni di Sant'Angelo e compagni. Il Balestrate si è mostrato una squadra modesta nel gioco e semplice nella gestione della palla, che però ha anche impensierito nella fase centrale del secondo tempo la squadra di Castaldo. Una partita con 3 punti sprecati e molta delusione sugli spalti anche da parte dell'allenatore Giovanni Falsone a fine partita. Diciamo che il primo gol abbiamo costruito tantissimo, ma tanto. Purtroppo siamo stati poco precisi sotto porta, ma nel primo tempo dobbiamo chiudere la partita almeno 2 o 3 gol di vantaggio. Però purtroppo la palla non è voluta entrare. A volte siamo stati molto precipitosi a calciare per andare la palla. Purtroppo il rammarico è questo, che secondo me oggi come azione di gol è stata la partita dove abbiamo fatto più azioni e non siamo riusciti a fare gol. Quando non vengono i risultati è questo. Le squadre davanti corrono e tu magari riesce a vincere. Le ultime 2 partite a 1 punto e il bottino amaro. Si può dire solo sfortuna oggi perché ne abbiamo avuto, la squadra ha giocato benissimo, il primo tempo ha giocato bene, con sovrapposizioni, cambi a destra e a sinistra, però siamo mancati purtroppo sotto porta. Prima magari avevamo a Peppe Sant'Angelo che ogni partita faceva gol, ogni palla che toccava faceva gol, ora magari un po' sfortunato, non riesce anche avendo le occasioni a fare gol, però c'è sempre il ragazzo, è importante essere presenti, però giocando così prima o poi i risultati devono venire di nuovo. Dunque un pareggio che è stato sconfitto, altri 2 punti persi come col Villabate immeritatamente, purtroppo dovevamo vincerle queste 2 partite casalinghe con Villabate e Balestrate perché avrebbero significato zona playoff garantita. Vediamo subito i risultati e classifica della promozione con Marineo Vallelunga 3-0, Lercara Borgonovo 2-1, Moreale Camarat 1-1, Misilmeri Villabate 4-0, Folgore Racalmuto 5-0, Gattopardo Partinico 0-1, Akragas e Balestrate 0-0, Salemi Casteltermini 2-1, per una classifica che vede Salemi 44 punti, San Ciro e Giorgio 42, Don Carlo Misilmeri 41, Moreale 34, Casteltermini 32, la Folgore ci scavalca pure in classifica, noi siamo a 30 punti appaiati con il Lercara, altre Agrigentine, il Gattopardo a 14, il Racalmuto e il Camarat a 13, chiude il Borgonovo a 3 punti, siamo a 2 punti dalla zona play-off. Basilio, con quei 4 punti persi in casa con Villabate e Balestrate probabilmente saremmo... Ma sì, ma cosa vuoi? Ma con i secoli, ma come si dice? Cioè, anche la partita, quella col Villabate, hanno fatto a gara a mangiare 6 gol, almeno 5-0 nel primo tempo. Poi alla fine sono stati penalizzati da una scivolata del portiere che si è fatto passare il pallone dalla testa. Questa società deve essere solo ovviamente aiutata dai tifosi perché l'imprenditoria non sembra essere molto vicina. Sì, non lo so, prima o poi ci sarà qualcuno appassionato che... io mi auguro, cioè, perché sinceramente al nord quando sentono Agas le persone che cioè, penso che l'Agas sia sempre in Serie C, perché si ricordano dell'Agas. E ovviamente al nord si ricordano anche della Fortitudo Agrigento perché la squadra dei Ciani ha battuto meritatamente all'ultimo secondo dell'ultimo quarto il Biella. Ancora una volta avevamo vinto in casa, adesso ci siamo ripetuti, avevamo vinto fuori casa e ci siamo ripetuti alla Pala Moncada. Vediamo l'intervista a Franco Ciani nel dopo partita, dopo che avevamo visto la copertina ad inizio puntata, poi torniamo in studio. Naturale pensare a questa partita limitatamente o principalmente pensando agli ultimi secondi. Gli ultimi secondi parlano di un tiro libero sbagliato da loro, parlano di una rimessa preparata e su cui lavoriamo, perché non è che poi durante la settimana giochiamo a nascondino, ma ci alleniamo, quindi una rimessa preparata che questa volta abbiamo avuto la capacità, non io ma i ragazzi, di eseguire in maniera precisa, con le tempistiche giuste, con i movimenti giusti e di liberare uno dei nostri terminali da 3 punti principali completamente da solo. Poi
com'è nella logica delle cose, quel tiro lo puoi segnare e quel tiro lo puoi sbagliare, però abbiamo messo un tiro aperto a uno dei nostri migliori tiratori. Questo non è fortuna, questo è capacità di fare una cosa. Un pizzico di fortuna è che quel tiro lo puoi sbagliare, lo puoi segnare, l'abbiamo segnato e siamo andati in vantaggio a 3 secondi e mezzo, 4 secondi dalla fine, abbiamo vinto la partita. Però ecco, questo è l'ultimo flash, l'ultima istantanea di una partita che ha vissuto momenti di invece complessi, momenti esaltanti, momenti di difficoltà tattiche, ma soprattutto per quello che ci riguarda di difficoltà sotto il profilo fisico, e momenti invece in cui siamo riusciti a rendere le nostre mancanze da un certo punto di vista delle peculiarità che li hanno messi in difficoltà sull'altro fronte. La squadra ha avuto una bella reazione anche senza il rientro di Zilli e quindi oggettivamente ci dà energia e serenità per affrontare la prossima settimana in maniera diversa dalle ultime due e soprattutto dall'ultima. C'è stato un disguido con l'ufficio stampa della Fortitudo, un malinteso, dunque non abbiamo avuto l'ospite della Fortitudo, ci sarebbe piaciuto avere un giocatore o anche perché non l'allenatore Franco Ciani, però ho appena saputo che Camilla Macedo ieri era presente lì al Pala Moncada ad assistere a questa impresa. Noi anche domenica dobbiamo avere qualcosa con lo sport, no? E siamo andate, poi le partite del basket sono completamente diverse dalle nostre perché loro all'ultimo 14 secondi è durato tipo più di 5 minuti perché tra time out, falli e canestri, non canestri e sotto lunetta, no? A noi ci è piaciuto tanto che poi all'ultimo secondo eravamo anche noi tipo come se fosse la VAR, sì, come la VAR del calcio. A tiffare proprio, l'ultimo secondo lui mette sto canestro da 3 e anche noi no ragazzi, poi hanno vinto che erano sotto di 1, è stata una bella partita. Abbiamo visto i tifosi praticamente arrivare proprio in campo, sì, sono caduti praticamente. Sì, il palazzetto è esploso, dai che... Poi loro subito hanno preso palla, hanno provato a fare canestro sì, e se entrava vincevano loro. Vincevano loro, sì, perché comunque erano sopra di 3, quindi o magari pareggiavano, dovevano andare supplementari. Subito risultati e classifica perché siamo in chiusura della Serie A2 di basket con Agrigento appunto che vedete di un punto supera 77-76 Biella, vince anche Trapani 97-83, altra siciliana Capodorlando perde a Treviglio 92-88, altro risultato sorprendente Virtus Roma Bergamo 82-78, perde la capolista Bergamo per una classifica che a questo punto vede Roma in vetta, torna in vetta Roma con 26 punti, la Virtus Roma, segue Bergamo con 24, Agrigento a 18 punti, a pari punti con Biella, Treviglio e Trapani, l'Orlandina a 20 punti, insomma ci siamo un po' ripresi, siamo tornati in zona playoff, per cui speriamo bene anche per i turni a venire. Subito torniamo al calcio, prima categoria. Prima categoria con risultati e classifica, anche qui ci sono state delle sorprese importanti con vediamo il risultato: Giranissa 5-4, Lenfortese Nicosia 3-0, Armerina che vince 5-0 con Ravanusa, Aragona Master Pro 3-2, eccolo la sorpresa, Gemini Empedoclina 0-0, Villarosa Raffadali 4-0, questa è l'altra sorpresa. Per una classifica che vede Armerina in vetta con 36 punti, Master Pro ed Empedoclina a 30, ma l'Empedoclina ha una gara da recuperare col Branciforti, Raffadali 28, Aragona 19, altra siciliana il Ravanusa 17, il Gemini a 11 punti, chiude Caltanissetta in ripresa a 7 punti, sarà un torneo vincente fino all'ultima giornata questa. Vediamo subito il calcio a 5 con la sconfitta clamorosa dell'Acragas Futsal per ben 11-1 contro il Cataforio. Sento Basilio stupito da questo risultato, ma il Cataforio è una squadra veramente molto molto attrezzata, avranno modo di rifarsi i nostri ragazzi. Una classifica, vediamo,
c'è stato anche un altro 8-11, vede Mascolocia Mabonat in fondo ai risultati. Una classifica che vede Melilli incontrastato a 37 punti, segue il Mabonat 31 e Catafore, vede la squadra proprio che ha sconfitto l'Agrias Futsal a 27. Noi siamo a 16 punti, lato destro del tabellone. L'obiettivo della società era comunque la salvezza in questo torneo nazionale, il primo torneo nazionale di una squadra agrigentina. I risultati non sono tutti proprio così da buttare. Pallamano e chiudiamo con i risultati della Pallamano Girgenti, che ha vinto praticamente 42-16 contro i giovani della Nuova Audax, per una classifica che vede in vetta ancora l'Albatro con 18 punti e Girgenti segue a 2 punti. Se proseguiamo oltre alla classifica dovremmo avere anche la classifica marcatori, vediamo se ricordo bene, vediamo se la regia passa anche la classifica marcatori, perché abbiamo un Agrigentino Pace della Girgenti con 58 centri ed è all'ottavo posto nella top 10 dei marcatori. Io ringrazio Camilla Macedo per l'intervento a tutto campo. 2 febbraio 15:30 contro la Nemesi Stabia. Abbiamo dato l'appuntamento ai tifosi che torniamo a giocare in casa. Sì, la nostra ora ci riposiamo perché c'è il turno di Coppa Italia. E noi purtroppo non lo facciamo perché siccome chi fa il turno di Coppa Italia è chi arriva primo. Noi siamo arrivati secondi purtroppo, quindi il Santa Teresa fa la Coppa Italia domenica e noi ci riposiamo. E quindi il sabato prossimo, il 3, noi saremo in casa, però l'orario è alle 15:30 perché le squadre napoletane chiedono l'anticipo della partita e aspettiamo a tutti ovviamente. E forse sei a Paragona. Sempre. Basilio, 25 gennaio. 25 gennaio il libro... Diciamo velocemente dove? Alla biblioteca del comune che è accanto a San Calogero. A che ora? Alle 17. Alle 17. L'altro libro invece il 9 febbraio? L'altro libro il 9 febbraio allo Stadio Saneto nella sala delle conferenze. La sala stampa insieme a Pino Rigoli, Dario Scozzari e spero anche altri. E i protagonisti di quella stupenda annata. Okay, io ringrazio in regia Giuseppe Barresi e Pietro Licausi, a Gerlando Butera, ringrazio anche gli ospiti, arrivederci alla prossima puntata. Buonasera. Okay. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.